non possono essere presenti, che però loro che quotidianamente coltivano la presenza spirituale di Carlo Forteleoni ricordano con quanta ammirazione parlava della loro azienda Foreste Demaniale e indicava l'attività dell'azienda Foreste Demaniale quale esempio da rispettare e da seguire. Quindi è un augurio a Forestas affinché l'opera che è iniziata da Carlo Forteleoni prosegua nel tempo. Io voglio ricordare, intanto per me è un grande onore ricordare oggi Carlo Forteleoni. Tanto ringrazio il dottor Pulina e il dottor Salvatore Mele per questa opportunità e per la sensibilità soprattutto che hanno dimostrato e la convinzione con cui hanno voluto corrispondere alla proposta di commemorare il dottor Forteleoni con la intitolazione di questa sala convegni. Io ho conosciuto il dottor Carlo Forteleoni nel lontano 1980, quando giovane laureata ho partecipato ad un progetto ideato e coordinato da Carlo Forteleoni sullo studio inventariale dei territori forestali nell'ambito dei terreni di proprietà della allora azienda Foreste Demaniali. Il progetto si proponeva di pianificare la gestione del patrimonio forestale delle foreste di proprietà regionale. Fin da allora ho potuto apprezzare la sua manifesta personalità, il suo carisma che univa vivacità e allegria alla riflessione ed alla correttezza comportamentale. Queste caratteristiche, congiunte ad imparzialità e decisioni di buonsenso, hanno delineato l'intero percorso della sua vita, anche quando gli eventi si dimostravano contrari a quanto ritenuto più giusto. Dopo la laurea, nel 1968, vincitore di concorso, Carlo Forteleoni entra nell'azienda Foreste Demaniali della Regione Sarda ed è assegnato all'ufficio amministrazione di Nuoro e dal 1975 diventerà il direttore. Tra il 1989 e il 1990 è impegnato in Marocco in qualità di consigliere tecnico principale della FAO in un vasto programma di attività di cooperazione, contribuendo fortemente allo sviluppo della sughericoltura in quelle aree. Tale progetto ha comportato la realizzazione di un sistema informativo geografico della foresta della Marmora, contenente il database geografico della struttura amministrativa. Rientrato in Sardegna in qualità di direttore dell'azienda Foreste Demaniali di Nuoro, è protagonista di profondi cambiamenti intervenuti nei primi anni 90 e nello spirito della legge 19 del 72, che era la legge di modifica dello statuto dell'azienda Foreste Demaniali, dell'allora azienda Foreste Demaniali. La norma era una norma innovativa, illuminata e lungimirante, che consentiva di mantenere ai comuni e agli altri enti pubblici quel ruolo fondamentale nelle scelte di politica generale da adottare con l'assistenza e l'opera dell'azienda Foreste Demaniali nella gestione dei territori comunali. Nel sistema istituzionale ante legge 19 del 72 avveniva che, data l'importanza territoriale limitata, solo pochi e fortunati comuni potevano beneficiare delle risorse di lavoro disponibili nelle foreste demaniali. Vi era invece all'epoca, ma evidentemente non solo allora, l'esigenza di distribuire occupazione nel modo meno oneroso possibile, cioè utilizzando le aree già di proprietà pubblica. Quello della distribuzione dell'occupazione attraverso la gestione di complessi forestali comunali era tuttavia l'aspetto più esteriore di una tendenza politica, composta di più obiettivi, che andava facendosi strada. L'accentuazione di ruolo di protagonista della politica degli enti locali, compreso il progressivo trasferimento di competenze, ma anche l'interlocuzione e la cooperazione fra l'amministrazione regionale centrale e gli enti locali. È importante sottolineare che il germe e lo spirito della legge 19 del 72 sono rimasti latenti o inesplorati fino ai primi anni 90, quando molte amministrazioni comunali hanno chiesto l'intervento dell'azienda Foreste Demaniali per la gestione di vastissime estensioni di terre pubbliche, che hanno visto Carlo Forteleoni attento ascoltatore e pianificatore delle suddette istanze. In quegli anni vaste aree delle zone interne si spopolavano e le terre pubbliche sembravano disponibili per il progetto del Parco del Gennargentu. Come noi tutti sappiamo, non era esattamente così. Infatti, nell'instaurarsi delle relazioni fra azienda e comune, una delle difficoltà fondamentali che è stato necessario superare, analogamente a quanto avveniva per la costruzione dei parchi, è stata quella ostilità preconcetta radicata in tutte le comunità e legata alla paura di espropriazioni
ovvero di diminuzione dei diritti e delle prerogative da parte del nuovo organismo gestore nei confronti del comune. Lo spirito di cooperazione, il mantenimento al comune del ruolo di protagonista presente nella legge, trasferito, ampliato e esplicitato nella convenzione che poi legava i comuni con l'azienda forestale demaniali, hanno permesso di superare non gratuitamente una parte delle resistenze quasi ideologiche presenti, in particolare nei comuni del Nuorese e dell'Ogliastra. Si assiste ad un curioso fenomeno: destinazioni dei terreni non troppo dissimili tra loro, di ampie fasce di territorio da concedere in gestione all'azienda, e la destinazione delle stesse aree a parco, pur nel modello di parco aperto e flessibile, trovano la stessa amministrazione comunale su posizioni diametralmente opposte, favorevole all'azienda e contraria al parco. Carlo Forteleoni ha preliminarmente chiarito che non vi era commistione alcuna fra le due azioni, se non l'opportunità di operare attivamente per la ricostruzione del territorio, in armonia con la destinazione già esistente per certe parti del territorio stesso. I benefici dell'attività operativa avrebbero consentito una più serena evoluzione del dibattito eventualmente sui parchi. Il superamento delle perplessità delle comunità locali trova due spiegazioni. La prima è la convenzione, che era stata riveduta e corretta da Carlo Forteleoni e poi approvata dal Consiglio di amministrazione dell'azienda Forestale Demaniali, che consente l'inserimento degli interventi nella programmazione regionale, che fra i tanti automatismi comporta un effetto immediato, cioè l'occupazione. La seconda, senza dubbio la più significativa, è che l'impegno, la competenza gestionale e la grande capacità di dialogo che Carlo Forteleoni ha messo in campo hanno convinto le diverse amministrazioni comunali a scommettere sul progetto. In considerazione che ho appena rappresentato, credo che possa emergere un'interpretazione, cioè che il pragmatismo ha avuto il sopravvento sulla fiducia. Forse le difficoltà rappresentate dalle amministrazioni hanno trovato delle risposte alle problematiche che erano state rappresentate e sono state poi adeguate al compito. Sicuramente l'esigenza e l'urgenza occupativa erano ineludibili in quegli anni. Sta di fatto che dopo un turbinio di incontri, incomprensioni, chiarimenti, gli accordi sono stati conclusi e l'attività di gestione ha potuto decollare. Partendo dall'assunto che gli ambienti della Sardegna disponibili per l'attività forestale non hanno grandi suscettibilità per sostenuti incrementi legnosi, gli interventi forestali miravano ad altri obiettivi. L'ottica che era stata adottata da Carlo Forteleoni e dall'azienda Forestale Demaniali è basata su alcuni principi fondamentali: la ricostruzione forestale in generale, il perseguimento di obiettivi con funzioni sistematorie, il recupero a lungo termine delle fisionomie forestali autoctone, soprattutto nelle zone a più bassa capacità produttiva, impiego diffuso di conifere e specie porcine locali in impianti misti, valorizzazione di oasi, microclimi, corsi d'acqua, eccetera, introduzione di essenze di pregio nelle zone con caratteristiche ecologiche più favorevoli. Poi la silvicoltura diplomatica, così la chiamava Carlo Forteleoni. Il discorso dell'onorevole Lotto mi ha fatto pensare a quell'epoca, a quel periodo dove Carlo Forteleoni con la silvicoltura diplomatica è riuscito a mettere assieme la silvicoltura con la pastorizia, che erano sempre due attività che sembravano in antitesi tra di loro. Come è riuscito a metterla? È stata un'invenzione, un'intuizione brillante sicuramente, cioè la possibilità di espandere aree di intervento dell'azienda all'interno delle enormi dimensioni delle proprietà comunali soggette ad uso civico, in stato di estrema degradazione e gravate da una consistente incidenza dell'attività pastorale, sempre legata alla possibilità di stabilire forme di coesistenza pacifica tra le due attività in competizione fra loro per lo spazio vitale, la pastorizia e la silvicoltura. Per fare questo è stato proposto uno speciale protocollo di intesa tra azienda, comune e organizzazioni sindacali, dove tutti quanti, cioè ciascun soggetto, era garante per la parte che riguardava i pastori che rinunciavano all'attività propria, potevano transitare le dipendenze dell'azienda, naturalmente rinunciando ai capi di bestiame presenti, che dovevano vendere, mentre quelli che volevano proseguire l'attività pastorale fruivano dei cosiddetti miglioramenti in pascolo con piantagioni rare di circa 300 piante ad ettaro, protette da gabbie per sfuggire al morso del bestiame.
La modifica dello statuto, cioè la legge 19 del 72, ha avuto anche qualche altro interessante aspetto innovativo. Fra le novità introdotte vi sono le azioni da svolgere nel settore turistico-ricreativo, diceva prima l'onorevole Ridotto, a testimonianza dell'importanza che in particolare il turismo aveva assunto in Sardegna. Naturalmente, anche in considerazione del fatto che i compendi demaniali annoverano molti fra i molti complessi forestali di più grande pregio ed importanza naturalistica, silvicolturale, paesaggistica, storica e culturale della Sardegna. Anche questo cambiamento presenta caratteri interessanti coniugati da Carlo Forteleoni con grande lungimiranza. È ben vero che il turismo costiero aveva già raggiunto un'importanza economica rilevantissima in Sardegna, ma i paesi e i territori dell'interno erano ancora poco visitati. A quell'epoca la famosa integrazione coste e zone interne era una via di mezzo fra obiettivo, una speranza o uno slogan pubblicitario. Da qui l'intuizione di Carlo Forteleoni di creare all'interno delle foreste demaniali, dei complessi forestali, delle strutture, cioè una infrastrutturazione che era finalizzata all'educazione ambientale e al turismo nelle foreste. Abbiamo parlato di quella che è stato il programma di espansione della loro azienda Foreste Demaniali, però a questo punto è bene anche dare qualche numero circa l'impegno che il dottor Carlo Forteleoni ha messo in campo nell'attività di espansione e demanializzazione degli anni 90. La superficie che era stata ereditata dall'azienda di Stato a seguito della costituzione della Sardegna in regione autonoma Stato speciale era di 26.000 ettari. Con i progetti di ampliamento si è passati a 76.000 ettari di proprietà dell'azienda, mentre quelli in gestione hanno raggiunto 42.286 ettari. Il grande balzo in avanti delle aree in concessione trentennale da parte dei comuni è avvenuto tuttavia a partire dal 1991. Da quel momento in poi sono passati in gestione all'azienda circa 35.000 ettari di terre comunali, di cui 33.000 nella sola provincia di Nuoro ed oltre 2.000 nella provincia di Sassari. Distribuiti tutti questi 35.000 ettari erano distribuiti su 20 comuni. L'espansione delle aree in concessione ha dato luogo ad un'occupazione di circa 1.000 addetti. La congruità dell'occupazione naturalmente era in funzione della congruità delle superfici concesse. Questo fenomeno può essere considerato come una vera e propria rivoluzione. Il suo impegno sul lavoro e le grandi capacità gestionali gli consentono di raggiungere nel 1993 la nomina direttore generale dell'azienda Foreste Demaniali, fino al collocamento in quiescenza avvenuto nell'anno 2000. Mi piace ricordare la dedizione e lo sforzo continuo che Carlo Forteleoni ha riservato alla ricerca delle soluzioni più efficaci nella gestione del territorio, nel rispetto di una conservazione dell'ambiente in generale e dei boschi in particolare, non trascurando mai, anzi coinvolgendoli, gli aspetti socio-economici e le richieste che venivano anche impellenti delle esigenze della popolazione che lo circondava. Tra l'altro, questa opera di comunione ha consentito l'ottenimento di ottimi risultati relativi alle tecniche culturali e nei confronti degli ecosistemi forestali di cui è stato precursore in Sardegna. Fra le innumerevoli attività ha contribuito in prima persona alla informatizzazione dell'azienda Foreste Demaniali di tutte le strutture centrali e periferiche, dalla gestione del personale alla gestione del bilancio alle aperture di credito, progettazione di lavori, statistiche forestali, predisposizione artigianale di sussidi divulgativi di diversi complessi in gestione tramite prodotti hardware e software. Che dire delle collaborazioni con le prestigiose università italiane con diversi progetti innovativi? A partire dal 1996 il Servizio Provinciale di Nuoro è stato invitato a prestare la propria assistenza per la realizzazione di stage di aggiornamento professionale a vantaggio di tecnici di paesi in via di sviluppo. I gruppi che hanno partecipato ai diversi incontri provenivano da vari paesi: Turchia, paesi del sud-est asiatico, Tunisia, paesi dell'Africa centro-orientale occidentale. Nel 1989, sempre l'ufficio di Nuoro, quindi Carlo Forteleoni, ha organizzato ed animato la visita dell'Associazione Internazionale for il Mediterraneo. Alla tournée della durata di 4 giorni hanno partecipato circa 60 forestali, ricercatori, docenti universitari di diversi paesi del Mediterraneo.
Nel 1991 circa 40 soci dell'Associazione Idrologica Tedesca effettuarono una visita di una settimana alla foresta demaniale di Montes, Parco Laconi, ai Scanonesi e Pantaleo. Ha avuto anche la sua avventura politica, è stato sindaco di Nuoro, come molti di noi ricorderanno, dal 95 al 99. Lo si ricorda per essere stato l'informatizzatore degli uffici dell'ente e in primo luogo dell'anagrafe e dello Stato civile, razionalizzando il lavoro nel rapporto quotidiano agli sportelli con il pubblico. Durante la gestione politico-amministrativa dell'ente è stato il sindaco che ha firmato l'accordo con il ministro della difesa per la costruzione della caserma Prato Sardo, in cambio dell'assegnazione dei locali dell'artiglieria all'Università Nuorese. Poi la vita di tutti i giorni ci dice che questo non è successo e che hanno seguito altri piani. Nel 1997 è stato nominato socio corrispondente dell'Accademia Italiana di Scienze Forestali. Dal 2006 al 2011 è stato direttore del Parco Nazionale dell'Asinara. Nel periodo in cui ha diretto il parco è stato approvato il piano del parco ai sensi della 394, assieme a diversi regolamenti, fra i quali quello relativo all'accesso agli atti, alla privacy e al trattamento dei dati personali. Ha creato il Centro Unico di Prenotazione dei servizi di fruizione del parco, potenziato i servizi di ristoro, ricettività e fruizione turistica in generale. Sono stati realizzati diversi progetti, tra cui il restauro dell'ospedale del 1889, divenuto poi Casa del Parco, e del Palazzo Reale, divenuto sede istituzionale del parco. È naturalmente intervenuto ad un numero notevole di convegni in Sardegna, in Italia e all'estero. Resta in me il ricordo di un uomo, un maestro di grande umanità ed allo stesso tempo una persona estrosa, cordiale e simpatica, una persona colta e amante della musica coretica tradizionale. È stato componente e presidente del coro di Nuoro, che ringrazio per l'affettuosa partecipazione. Ha fondato e diretto il coro del Corpo Forestale, che oggi assieme al coro di Nuoro gli renderanno onore.